Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Corte di Assise di Palermo ha assolto, perché il fatto non sussiste, Carlo Di Liberto, 47 anni, che era stato accusato di aver ucciso la compagna, trovata morta con un'ampia ferita alla testa in via Settembrini a Palermo nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2019. Non si trattò dunque di femminicidio. Scenate di gelosia improvvisate a casa, richieste continue di consumare rapporti sessuali e controllo del telefono cellulare. E questo è l'incubo che ha dovuto vivere una 36enne di Acireale, vittima di stalking da parte del suo ex, che non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione e che pertanto è stato arrestato. Il 73% degli studenti di un liceo del Palermitano non vuole che l'istituto prenda il nome di Peppino Impastato, giornalista militante di Democrazia Proletaria assassinato dalla mafia nel 1978 per le sue battaglie contro i clan. Secondo i ragazzi sarebbe un personaggio divisivo proprio per la sua appartenenza politica. Deluso e amareggiato invece Giovanni Impastato, fratello della vittima di mafia. Oggi è la giornata nazionale del fiocchetto lilla, in ricordo della 17enne Giulia Tavilla e di tutte le vittime dei disturbi del comportamento alimentare. Più di 3 milioni di persone soffrono di DCA in Italia e la maggior parte di loro sono giovani o giovanissimi, con casi di esordio già a 7 anni. Chiudiamo con il meteo, c'è aria di primavera in anticipo in Sicilia, domani il sole sarà il protagonista, temperature massime in aumento con picchi fino a 22 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, buona serata.